Gli ultimi dettagli operativi sono stati esaminati in un vertice che si è tenuto in prefettura e la mobilitazione è generale. Belluno si prepara ad affrontare uno dei periodi più critici per la viabilità cittadina a causa dei lavori che da lunedì prossimo fino a quasi fine novembre richiedono la chiusura totale del ponte Santa Caterina, ponte nelle Alpi. Si determineranno situazioni molto complesse nella zona di San Gervasio, soprattutto a causa del passaggio a livello che quando si chiude ovviamente determina dei tempi di percorrenza molto più elevati, code molto lunghe, ma anche via Lungardo, via San Biagio, la zona di Baldenic, tutta via Vittorio Veneto, e naturalmente la rotatoria della Cerva e via Col di Lana e il ponte degli Alpini. Una ricetta per ridurre i disagi non c'è, tutto dipenderà da noi cittadini, dalla nostra capacità di adattarci alla situazione e di modificare le nostre abitudini. Cercare di condividere il più possibile l'automobile per andare al lavoro, per esempio, cercando quindi di ridurre il numero di veicoli in transito, oppure prendere maggiormente l'autobus o la corriera, quindi cercare di utilizzare mezzi alternativi all'auto. Partire prima, usare i percorsi alternativi studiati a tavolino che vedono in via Vittorio Veneto, Marisiga e la Sinistra Piave le uniche possibilità per limitare al minimo gli imbottigliamenti che in alcune fasce orarie saranno inevitabili. Ricordo che il tratto autostradale che collega Cadola con Longarone è un tratto gratuito e che quindi è opportuno in alcune situazioni utilizzarlo proprio per, diciamo, come alternativa rispetto al ponte di Rione Santa Caterina.